533 è il numero delle persone scomparse lo scorso anno nella nostra regione. Il dato registrato da Penelope Veneto, di cui ricorrono i 20 anni dalla fondazione, va a sottolineare quanto ancora ci sia da fare per riuscire a rintracciare in tempo chi fa perdere le proprie tracce, come dichiara la presidente Daniela Ferrari. Abbiamo un aumento dei mancati ritrovamenti, un 13% in più rispetto al numero di persone che non sono state ritrovate. Rimane come aspetto critico sempre il numero dei minori e poi ovviamente c'è anche un altro fenomeno che noi come Penelope abbiamo evidenziato, che nella fascia intermedia, quindi gli over 18, gli under 65, il numero delle persone di genere maschile è più del doppio di quello femminile. I 20 anni di Penelope Veneto si affiancano ai 30 anni dalla scomparsa di Milena Bianchi in Tunisia, i cui resti vennero rinvenuti 16 mesi dopo. Nel segno della memoria, sabato prossimo, il 18 ottobre, alla Sala da Ponte del Centro Giovanile di Bassano, ci sarà un momento di riflessione e sensibilizzazione che si allargherà anche ad altre giovani donne scomparse. Ci sarà il ricordo, ma ci sarà anche il senso di solitudine provato, come ci conferma Gilda Milani, la mamma di Milena. C'erano state tante promesse che si doveva verificare, controllare tutte le situazioni che erano impossibili da come ce le hanno descritte, però purtroppo non è successo niente perché abbiamo uno Stato straniero e da parte anche delle istituzioni italiane non abbiamo avuto aiuto, quello che avevano promesso purtroppo. Aver ritrovato quel poco che abbiamo ritrovato è stato importante perché io mi sono trovata a confronto con tante famiglie, per esempio la mamma di Cristina Golinucci. Sono 33 anni che lei cerca i resti di sua figlia a questo punto perché dice so che mia figlia non c'è più, però io continuo a cercare. Storie intrecciate di dolore, di angoscia, che però saranno raccontate ricordando la bellezza dell'anima di queste 3 giovani donne, riportando i sentimenti e le emozioni anche attraverso la musica con la Bassano Blue Spiritual Band che accompagnerà i presenti in un viaggio nella memoria e nella speranza.